Buongiorno a tutti quanti, grazie di essere qui. Sono, come vi diceva Nicola, mi chiamo Barbara Bononi, sono una psicologa e ho il piacere di lavorare con ENAIP da un po' di tempo. Oggi vi parlerò un pochino di quella che è la figura sanitaria che si chiama OSS, operatore sociosanitario, che viene formata in ENAIP. Ehm, è un po' il fiore all'occhiello, se vogliamo, tra i vari corsi di ENAIP, forse questo è uno tra i più rappresentativi perché sono anni che lavoriamo in quest'ambito e vediamo insomma che da un punto di vista, come dire, della richiesta di partecipazione è uno dei corsi più frequentati e anche con più richiesta di partecipazione. Questo è un pochino il programma di oggi che affronteremo e io cercherò di spiegarvi al meglio quali sono le varie situazioni che incontreremo sia da un punto di vista operativo formativo, quindi in aula, sia anche da un punto di vista socio-relazionale nel momento in cui entrerete come figura operativa sia a livello di tirocinio sia poi quello che sarà il lavoro effettivo presso le strutture in cui verrete in qualche modo assunti. Allora, innanzitutto quest'anno ricorre il 19° anniversario del riconoscimento della figura dell'operatore sociosanitario. L'operatore sociosanitario viene riconosciuto all'incirca nel 2001, in particolare con l'accordo tra Ministero della Sanità e i vari istituti che fanno parte delle regioni e non vengono ovviamente dimenticati quelli che sono le province autonome di Trento e Bolzano. Questo cosa significa? Significa che ogni regione in Italia ha la possibilità di formare i propri operatori sociosanitari sia sulla base delle reali esigenze necessarie con una ovviamente proiezione relativa al personale in uscita e quindi andando a formare il personale in entrata che andrà poi a prendere servizio. Questo permette due cose. Il primo di avere, come dire, l'autonomia regionale relativa alla formazione sanitaria, ma in particolare permette di trovare lavoro con adeguata semplicità, nel senso che essendo una figura che è formata di volta in volta, man mano che le esigenze sono quelle effettive, quelle richieste dalla regione, chi affronta questo tipo di corso, bene o male, salvo situazioni particolari, riesce ad entrare in ambito occupazionale relativamente in fretta. L'operatore sociosanitario quindi è una figura che viene inserita a 360 gradi nell'ambiente medico-sanitario e può lavorare sia in ambito pubblico sia in ambito privato, ma può lavorare anche come persona autonoma e libero professionista. Questo cosa significa? Significa che in tutte quante le strutture, siano esse prettamente private o siano private convenzionate con il pubblico o siano la classica pubblica amministrazione, l'operatore sociosanitario può trovare impiego. Può trovare impiego sia attraverso le cooperative sociali che prestano servizio all'interno della pubblica amministrazione, sia anche sostenendo eventuali concorsi per poter essere assunto. Okay? La parte importante riguarda, a mio avviso, anche la possibilità di sviluppare quella che è la libera professione, ponendosi o a propria volta da un punto di vista imprenditoriale, creando forme di associazionismo assieme ad altri colleghi OS, ma sia anche ponendosi in modo autonomo presso una forma di assistenza domiciliare che può essere più o meno richiesta in ambito ovviamente assolutamente privato. Devo dirvi che dal punto di vista dell'assistenza domiciliare che potreste mettere in atto da un punto di vista privato, la domanda è parecchio alta, nel senso che la necessità di avere una figura assistenziale capace di movimentare correttamente il paziente, e ci sarà un corso apposta su questa cosa, una figura capace di instaurare col paziente un buon percorso relazionale, e qui
in qualche modo me ne occupo io, ma se ne occupano anche altre colleghe che condividono con me magari la formazione da un punto di vista psicologico, educativo e sociale, ma anche la capacità, per esempio, di interpretare e di imparare a conoscere quelle che sono le esigenze della persona, può essere una situazione che trova un buon riscontro anche da un punto di vista occupazionale all'interno delle singole famiglie che ne fanno domanda. Va definito inoltre che nell'accordo tra condizione pubblica e condizione privata esistono tutte quelle fondazioni, tutte quelle istituzioni, quali case di riposo, CEOD, comunità per minori, eccetera, eccetera, nelle quali la figura dell'operatore sociosanitario trova possibilità di impiego. E quindi la formazione che viene data da questo punto di vista è a 360 gradi anche relativamente non soltanto alla figura in sé, quella che va poi a trovare lavoro in queste situazioni, ma si cerca di dare una formazione a 360 gradi anche per il tipo di assistito o paziente, chiamatelo un po' come vi piace di più, che andrete ad incontrare. Quindi dal paziente portatore di handicap al paziente anziano, al paziente che può essere un bambino che vive in comunità, cercheremo di darvi tutte le informazioni che in qualche modo possono esservi utili per andare ad inserirvi nel modo più corretto possibile all'interno delle varie strutture che si prestano sia come paternariato a livello di tirocinio ad ENAIP, sia poi come effettivamente professionisti che entrate nell'ambito lavorativo. Allora, una delle prime lezioni che io vi presenterò in ambito, da questo punto di vista della sociologia, ho due insegnamenti io con ENAIP, da una parte mi occupo della sociologia e da un'altra mi occupo della parte relativa alla psicologia applicata. Psicologia applicata. Viene molto importante l'utilizzo della sociologia perché durante le lezioni vengono affrontate tutte le tematiche relative alla costruzione del gruppo. Quindi noi andremo a definire un gruppo sociale qualsiasi che si viene a creare, sia esso di tipo scolastico piuttosto che sportivo o piuttosto che lavorativo, che è quello che a noi più ci interessa, e poi andremo a vedere all'interno del gruppo quali sono le varie dinamiche che si vengono a creare. Quindi per esempio tutto quello che riguarda l'emersione delle figure quali il leader, il gregario, il controleader, che prendono parte poi al dinamismo della vita del gruppo. Ok? La figura dell'OS all'interno di un gruppo viene vista in modo trasversale. Cosa significa? Significa che sicuramente viene creato un primo gruppo che riguarda la costituzione del gruppo OS in ambito lavorativo, può essere il gruppo OS che presta servizio per quanto riguarda l'assistenza in un reparto ospedaliero, ma può essere anche il gruppo OS che presta servizio all'interno di una casa di riposo. All'interno di questa situazione, all'interno della creazione di questo nuovo elemento, noi andremo poi a comprendere come il gruppo OS entra in collisione con gli altri gruppi delle altre figure professionali che operano nello stesso reparto, nello stesso piano della casa di riposo, e vedremo poi come questa diversità, questi diversi gruppi intrecciano tra loro tutta una serie di rapporti che vengono poi valutati dal coordinatore, vengono poi considerati in ambito della capacità anche lavorativa, della capacità relazionale nel stare in un ambiente lavorativo. Quindi la modalità di costruzione di un gruppo può nel tempo avere delle sfumature, sia che questo gruppo venga costituito in un ambito di assistenza dal punto di vista sociale, quindi parliamo delle comunità che accolgono per esempio i minori che vengono tolti alle famiglie, rispetto a un ambito di intervento di tipo sanitario che riguarda un po' di più, se vogliamo, gli aspetti legati al funzionamento ospedaliero e i vari poliambulatori che ci sono a livello di continuità assistenziale medica e territoriale. Okay? A seconda delle varie situazioni in cui la figura dell'operatore sociosanitario viene chiamata ad operare, ci sono delle modalità di funzionamento gruppale che devono essere in qualche modo adeguate al contesto socio-lavorativo che viene richiesto. Ovviamente in questi due ambiti che qui vi ho evidenziato
le richieste di tipo assistenziale sono totalmente diverse. Sono diverse non soltanto per la qualità dell'assistenza, ma sono diverse anche per la velocità dell'assistenza che vengono e quindi ovviamente la richiesta di velocizzazione che viene messa in atto anche nel prendere il ruolo operativo spettante. Tutto questo deve essere ovviamente considerato sulla base delle varie dinamiche dei gruppi che si vengono a creare, quindi sia all'interno del gruppo OS, come vi dicevo pochi minuti fa, sia nella modalità con cui il gruppo OS si relaziona ed entra in contatto con gli altri gruppi delle varie figure professionali. Per riuscire a fare questo nel modo migliore possibile c'è una lezione dedicata alla comunicazione. Noi cerchiamo di creare quella che viene definita una comunicazione di tipo trasversale, quindi verranno affrontati tutti gli aspetti, o quantomeno quelli che possono tornarvi utile, della comunicazione dal punto di vista verbale e la comunicazione dal punto di vista non verbale, soprattutto perché i pazienti con cui voi avrete rapporto possono essere pazienti che sono capacissimi di interpretare la situazione, la realtà che si presenta davanti, ma possono essere anche pazienti che non sono in grado di leggere correttamente la realtà e quindi magari si relazionano con tutte le figure sanitarie, non soltanto con l'OS, per esempio sotto un aspetto simbolico, ed è il caso per esempio dei pazienti di tipo psichiatrico che voi potreste incontrare in tirocinio nell'area della psichiatria, sia all'interno del reparto dove c'è la fase acuta, ma sia soprattutto all'interno delle strutture che poi accolgono in periodo medio-lungo quelli che sono i pazienti che escono dalla condizione acuta dell'ospedale. Quindi riuscire a comprendere quello che significa per un determinato paziente una determinata azione, o quale sia la posizione migliore per stare vicino ad un paziente, o quale sia l'indicatore migliore che può darci l'idea di quello che il paziente vuole da noi, è una condizione fondamentale per riuscire a mettere in atto non soltanto la vostra professione, quindi essere professionali al 100%, ma diventa fondamentale anche per creare ciò che è un rapporto e anche una fiducia nei confronti del vostro assistito. Nell'ambito della comunicazione non ci fermiamo esclusivamente a comprendere quella che può essere una comunicazione di tipo verbale o non verbale, ma si dedica, ed è un modulo che i miei studenti a volte, o meglio all'inizio, non amano molto, devo essere sincera, ma poi dopo alla fine, quando hanno tutti i tasselli del puzzle e soprattutto una volta che entrano in tirocinio riescono ad applicare un po' di più determinati elementi, determinati costrutti che si sono visti a lezione. E quindi ci sarà tutta una parte dedicata ai sistemi di comunicazione che possono essere interni ed esterni all'azienda. Molti OS, che sono stati i nostri studenti, nel tempo sono arrivati anche ad avere un ruolo importante lavorativamente parlando, e alcuni sono arrivati a costruire la loro professionalità sulla base del diventare coordinatore. Cosa significa questo? Significa che come coordinatore la capacità di utilizzare in maniera più corretta e più agile possibile tutta la comunicazione trasversale diventa fondamentale, perché da quel punto di vista il coordinatore non soltanto comunica con il proprio gruppo degli operatori sociosanitari, ma entra in relazione comunicativa anche con altre figure professionali che a loro volta possono avere il loro proprio coordinatore di riferimento. I sistemi di comunicazione dell'azienda stanno cambiando rapidamente. Mi riferisco in particolare alla situazione paradossale che stiamo vivendo in questo momento e che ci torna utile nell'avere i parametri di cambio a cui potremo andare incontro, e che è per esempio la situazione di lockdown, di smart working e soprattutto la necessità di imparare ad utilizzare in modo rapido anche tutta la strumentazione elettronica della telemedicina, che riguarderà non soltanto le figure prettamente sanitarie, che possono essere ad esempio il medico o l'infermiere, o il fisioterapista, o lo psicologo, o l'educatore, o chi volete voi, ma anche l'operatore sociosanitario verrà chiamato in causa nel imparare ad utilizzare tutta la strumentazione elettronica che sostiene la comunicazione intra ed extra aziendale.
Noi cercheremo di fare il nostro meglio, nel senso che vi spiegheremo un attimino qual è la differenza tra una comunicazione interna e una comunicazione esterna dell'azienda. Cercheremo di spiegarvi come si usano in maniera corretta i vari device che l'azienda può mettervi a disposizione. Cercheremo di spiegare quali sono le logiche che sottendono l'utilizzo specifico, per esempio, della posta elettronica. Sembra banale, però diventa importante riuscire a, penso banalmente alla convocazione di una riunione, riuscire a crearla in maniera corretta, cercando di non creare malintesi o misunderstanding che poi portano al fallimento della convocazione della riunione stessa. Quindi, quando noi parliamo di comunicazione trasversale, parliamo di uno strumento che prende in considerazione il rapporto OS-paziente, il rapporto OS ed altre figure professionali, il rapporto OS e sistemi di comunicazione specifici aziendali, ma anche vi daremo la possibilità in qualche modo di poter iniziare ad interpretare tutto il linguaggio di tipo non verbale che può sostenere le varie relazioni, siano esse tutte queste che abbiamo visto, o siano esse ad esempio una valutazione delle difficoltà intra o extrafamiliari del vostro paziente. Quindi, all'interno di tutto quello che è l'ampio mondo sanitario, all'interno di quello che sarà uno sviluppo importante relativo alla strumentazione elettronica sostenuta dalla rete internet, sostenuta da tutta una serie di strumenti che verranno dati come utilizzo a tutte le figure professionali, noi cerchiamo di mettere in atto tutte le possibili come dire, variabili relative ai modelli di relazione. Ecco quindi che cercheremo di comprendere in quale modo l'operatore sociosanitario entra nelle varie forme di relazione, quali sono gli aspetti che possono venirgli chiesti e cercheremo di comprendere ciò che è l'affidamento reciproco. Che cosa intendiamo noi con affidamento reciproco? È una sorta di relazione interdipendente di cui la figura dell'operatore sociosanitario è a volte un po' una bussola, ok? Nel senso che l'operatore è in grado di relazionarsi nello stesso tempo con tutte quante le figure che hanno necessità del suo supporto dal punto di vista operativo. Una cosa su cui noi puntiamo molto e cerchiamo in qualche modo di trasmettere come informazione è il senso di appartenenza e di consapevolezza non soltanto del ruolo specifico in sé, ma della necessità di acquisire una forma di professionalità che possa accreditare tutto l'operato degli operatori sociosanitari e quindi che tutto il gruppo degli operatori sociosanitari, lavorino essi a Padova piuttosto che a Venezia o a Piove di Sacco, siano formati e abbiano la capacità di fare gruppo e di essere altamente professionali perché tutto il gruppo OS possa comunicare indipendentemente dall'ambito lavorativo un'adeguata professionalità. A volte purtroppo si vedono spesso situazioni che non vorremmo mai vedere, in cui qualcuno maltratta qualcun altro, non è e non deve essere il caso dei nostri studenti, nel senso che la formazione che noi tentiamo di dare è assolutamente tecnica, è assolutamente professionale e cerchiamo in qualsiasi modo di andare a mettere in discussione tutte le situazioni di prevenzione di tutti i vari disagi che si possono venire a creare in ambito lavorativo e in ambito professionale. Quindi la costruzione della professionalità viene fatta fin dalle prime ore di lezione che avrete in aula con me e con gli altri miei colleghi docenti. Un punto su cui noi come dire, ci focalizziamo molto è la capacità di trasmettere ciò che noi intendiamo come problem solving. Problem solving è quella capacità che ci aiuta a risolvere i problemi in modo immediato. Noi cerchiamo di sfruttare quello che può essere l'ingegno, ovviamente, dell'operatore sociosanitario e cerchiamo di dare tutte quelle basi teoriche che servono per poter superare le situazioni conflittuali, le situazioni problematiche
che si possono venire a creare nel momento in cui l'operatore sociosanitario è chiamato a mettere in atto il suo ambito lavorativo. Ovviamente, perché il problem solving possa essere una condizione efficace e possa in qualche modo sostenere tutto l'operato, oltre alla parte di tipo teorica che affronterete in aula, c'è anche tutta una parte di tipo di tirocinio che affronterete in coordinamento con il tutor, che vi affiancherà in tutte le vostre necessità, e cercherà di creare, all'inizio sarà il tutor a creare una sorta di rapporto tra gli operatori sociosanitari e la struttura verso cui si va a fare tirocinio, in maniera da creare una sorta di rete e cuscinetto per tutte le problematiche che si possono venire a creare. Noi cerchiamo di inserirvi in ambito lavorativo a 360 gradi, nelle aree più o meno di maggior impatto. Vi diamo una rotazione in maniera che tutti gli OS possano avere una formazione completa e possano aver fatto esperienza diretta di tutti questi ambiti lavorativi, e soprattutto cerchiamo che questi ambiti siano il più performanti possibili. Perché? Perché nel momento in cui voi sosterrete l'esame della Regione Veneto e entrerete a quel punto, lavorativamente parlando, in una struttura qualsiasi, voi dovrete aver avuto la possibilità di affrontare qualsiasi problematica. Quindi per problem solving noi intendiamo sia le informazioni cognitive e teoriche che vi serviranno per le varie situazioni, ma anche per quanto riguarda la formazione pratica e sul campo. Quando voi entrate in ambito di tirocinio nelle varie strutture che sono partenariate con ENAIP, voi avrete la possibilità di essere immediatamente operativi. Verrete affiancati da vostri colleghi che hanno più esperienza pratica rispetto a voi, ovviamente deve essere così, e avrete la possibilità di mettere in atto tutto quello che teoricamente avete avuto modo di vedere in sede appunto di lezione. E quindi c'è una trasformazione continua tra quello che è il sapere di tipo teorico e quello che invece è il sapere di tipo pratico. Queste due cose, se mescolate sufficientemente bene e mantenute in adeguato equilibrio, vi daranno la possibilità di risolvere tutte le varie problematiche che incontrerete in qualità di operatori sociosanitari in ambito lavorativo. L'operatore sociosanitario non è una figura semplice, è una figura complessa, è una figura che deve essere adeguatamente strutturata, non è una persona che presa a caso e che tutti possono ambire ad essere. L'operatore sociosanitario deve avere delle caratteristiche che vengono valutate anche in fase di selezione, poi dopo a seconda delle caratteristiche personali viene indirizzato verso quale struttura può essere maggiormente ricettiva per le sue competenze e verso la struttura nella quale il nostro OS può dare il meglio di sé. Quindi non siete mai lasciati da soli da questo punto di vista, e soprattutto tutto quello che riguarda la formazione è supportato. Le slide vengono consegnate in modo che voi possiate avere sempre un riscontro cartaceo di quello che avete affrontato in aula. Spero di essere, come dire, disponibile a tutte le vostre richieste relative allo spiegare anche più di una volta la lezione. Il mio obiettivo è quello di riuscire a trasmettervi dei costrutti che sono principalmente di tipo teorico e quindi a volte sono di difficile contestualizzazione rispetto a una materia che riguarda il rapporto diretto e la movimentazione diretta del paziente, che magari la sentite un pochino più affine. In realtà tutto l'aspetto legato alla costruzione della relazione con il vostro paziente, con il vostro assistito, è di fondamentale importanza. Quindi noi insieme affronteremo anche tutte quante le storie che hanno caratterizzato la nascita della psicologia. Vedremo insieme quali sono le principali correnti di tipo psicologico, faremo la differenza tra la corrente di tipo freudiano e la corrente di tipo neurocognitivo.
vi daremo tutte le informazioni circa la diversità di chiamare una determinata diagnosi a seconda dell'ambito storico in cui viene formulata. Vi verrà spiegata, per esempio, me ne viene in mente una perché l'ho vista giusto ieri a lezione, la differenza tra oligofrenia e ritardo mentale. L'oligofrenia è una vecchia diagnosi che veniva applicata alle persone che soffrivano di ritardo mentale, che potreste ancora incontrare in qualche casa di riposo, ma non è detto che sia così. Quindi cercheremo di darvi tutta l'informazione che vi serve per essere massimamente operativi e performanti in ambito lavorativo. Quindi la capacità di trasmettere determinate informazioni relative ai vari cambi che ci possono essere in ambito sanitario, siamo in grado di trasmettervi perché li tocchiamo con mano tutti i giorni. Quindi siamo in grado di dirvi come poteva essere scritta una cartella clinica 7 anni fa rispetto a una cartella clinica di 3 anni fa, quali sono i punti di collegamento, quali sono le diagnosi, come sono cambiate, quali sono i sistemi internazionali per imparare a leggere una cartella clinica, per imparare con un colpo d'occhio a conoscere anche determinati elementi che sono caratteristici di un determinato paziente. Voi in qualità di dipendenti di una struttura, ma soprattutto di referenti sanitari, in qualche modo sarete aggiornati e informati nelle varie riunioni d'equipe che affronterete nelle varie strutture relativamente ad ogni singolo paziente. E spesso, in qualità di operatore sociosanitario, voi verrete chiamati a essere presenti nelle riunioni d'equipe, in modo da poter dare la vostra versione e di poter dare la vostra, come dire, di portare le vostre informazioni relative al singolo paziente, dal momento che siete tra le figure che passano più tempo a contatto con i pazienti. Quindi diventa un anello di congiunzione tra quelle che sono le riunioni d'equipe, quindi la messa in atto dei piani educativi individuali, dei piani assistenziali individuali, delle UI che sono le unità operative interne, e quella che invece è poi la pratica tradotta da un punto di vista teorico-pratico sul campo e sulla capacità di sostenere il paziente nel concreto. Se posso darvi la mia personale percezione delle cose, la lezione che piace di più in assoluto è la lezione legata alla comunicazione, sia essa di tipo verbale sia di tipo non verbale. Da un punto di vista di questa lezione viene costruita attraverso tutti quanti i passaggi teorici. Quindi in qualche modo vi verranno date le informazioni relative al fatto che il singolo individuo riesce a comunicare H24, 7 giorni su 7, anche nel momento in cui dorme. Questa frase io la ripeto spesso durante le mie lezioni, perché dovrebbe passare il messaggio di quanto importante sia conoscere la modalità comunicativa del paziente, di come questo paziente entra a contatto con l'ambiente circostante, di come siano necessari i tempi di attesa relativi al fatto di mettere in atto determinate forme di strutturazione verso il paziente. Il fatto di aspettare 15-20 giorni per fare il primo colloquio con lo psicologo, per esempio, ma nel frattempo, in quei 15-20 giorni dall'ingresso in struttura, è evidente che ha la necessità di rapportarsi fin da subito con chi si prende cura di lui o di lei, ovvio. E quindi queste saranno le differenze importanti che vi verranno spiegate. Vi verrà chiesto come ci si posiziona davanti a un paziente, vi verranno presentati anche dei piccoli, se vogliamo, siparietti o comunque delle vignette che vi aiuteranno a individuare le varie componenti della comunicazione verbale e non verbale. Vi verranno posti delle forme di pensiero, vi verrà spiegata che cos'è l'assertività e vi verrà spiegato come cercare di mettere in atto un comportamento di tipo assertivo nei confronti del paziente, soprattutto in maniera, come dire, portata alla gestione del conflitto, sindrome del burnout, che è un altro aspetto importante che spieghiamo in ambito dello sviluppo del modulo di psicologia.
Il burnout è una situazione che può colpire le professioni sanitarie di aiuto, ma cerchiamo in tutti i modi di darvi le informazioni necessarie per gestire al meglio quella che è la vostra operatività. Quindi tutto quello che rimane dal punto di vista teorico poi lo sperimenterete da un punto di vista pratico. Vi verranno forniti dei modelli operativi di cosa si dice e di cosa è meglio fare, vi verranno date delle informazioni relative alla distanza che dovrete avere tra voi e i vostri pazienti, tra voi e i vostri assistiti. Vi verranno fornite tutte le informazioni necessarie per imparare a individuare in che tipo di famiglia il vostro paziente, il vostro assistito vive e quale sia il modo migliore di relazionarsi con gli altri gruppi della famiglia, con le altre persone, scusatemi, ho fatto una sovrapposizione, con le altre persone che fanno parte del gruppo famiglia. Vi verranno spiegate la differenza del concetto di morte e di lutto che in qualche modo affronterete e vi verranno spiegate nell'ottica non soltanto sociale di tipo occidentale, ma vi verranno date anche delle informazioni relative per esempio a un punto di vista esclusivamente medico o a un punto di vista familiare. Allora, il corso OS che è in partenza probabilmente sarà ovviamente come tutti i corsi OS, partirà in autunno. In questo momento stiamo completando la parte teorica di un corso che è stato impegnativo, se non altro per il periodo di blocco a cui siamo stati in qualche modo sottoposti, ma comunque stati in grado di svilupparlo da un punto di vista di video lezione, perché anche questo è un aspetto importante. Nei nostri corsi di operatore sociosanitario noi abbiamo la fortuna di riuscire ad avere delle classi molto eterogenee, sia da un punto di vista delle nazionalità diverse, delle persone che partecipano, e ovviamente anche da un punto di vista delle esperienze che riguardano i singoli componenti, i singoli candidati corsisti. Okay? Questa è sicuramente una ricchezza. È una ricchezza sia per il gruppo che si va a formare, ma è una ricchezza anche per le figure che poi prenderanno parte operativamente nell'ambito delle varie realtà. Sempre più spesso noi nelle case di riposo, nei CEOD o comunque nei reparti ospedalieri incontriamo persone di nazionalità diversa. Quindi il fatto di riuscire a formare con diversa nazionalità e con diversa lingua ci aiuta nel creare una figura che viene inserita a livello massimamente professionale e che trova un riscontro da un punto di vista relazionale con le varie situazioni che le vengono poste in essere. Quindi noi siamo molto orgogliosi anche da questo punto di vista. Abbiamo persone che vengono dal Centro America, abbiamo persone che vengono dall'Africa, dall'India, persone che vengono dall'Est Europa. Le nostre classi sono tutte multidimensionali, multietniche da questo punto di vista e il valore aggiunto compare nel confronto che si viene a creare poi tra i singoli partecipanti, i singoli ragazzi che portano la loro esperienza e che poi diventa operativa, non è più una ricchezza personale ma viene condivisa. Allora, Virgi Venier dice: buongiorno, mi ha colpito il concetto di problem solving interpersonale, può spiegarcelo meglio? La ringrazio Virginia. Allora, il problem solving è la capacità di risolvere un problema per cui potenzialmente non abbiamo una soluzione concreta. Cosa significa questo? Che rimane un problema irrisolto? No, assolutamente no. Significa che tutte le informazioni che vi vengono date riuscirete ad intrecciarle per poter di volta in volta, anche se è un problema che non avete mai affrontato in vita vostra, riuscire a trovare la soluzione migliore. Il problem solving, se dovessimo raccontarcelo con una metafora, come un modo di dire le cose, è il lampo di genio. È quello che ci permette di trovare una soluzione assolutamente originale rispetto a un problema che si presenta in maniera totalmente improvvisa ed inaspettata e che può creare a volte destabilizzazione. Ok?
Quindi noi cerchiamo di darvi tutta la competenza teorica e tutta la competenza pratica, perché anche di fronte ad una situazione totalmente nuova, totalmente inaspettata, mettendo insieme tutte queste come dire, informazioni che vi vengono date e con il corso e con l'aspetto del tirocinio, si possa in qualche modo trovare la soluzione geniale per il problema che si presenta. E vi posso garantire che lavorando con persone, le variabili problematiche che possono essere messe in campo sono veramente tante. Potete trovare in una situazione non preventivata, mettendo insieme anche un po' di creatività, in qualche modo la soluzione compaia. Quindi noi cerchiamo sempre di bilanciare tutto ciò che è competenza teorica con pratico operativo. Le aree di tirocinio servono proprio questo, ad applicare di volta in volta i vari costrutti teorici che avete incontrato durante la lezione. Non vi verrà chiesto di risolvere un intervento chirurgico a cuore aperto, questo no. Però di massimizzare quella che può essere una forma di comunicazione, magari sì. Di riuscire a creare un rapporto particolare con un paziente particolarmente oppositivo, sì. Di riuscire ad individuare una modalità, come dire, di convincimento verso un paziente che sta facendo un po' di capricci, e ce ne saranno, sì. È possibile parlare dei problemi nel gruppo di lavoro? Allora, cara Laura, il gruppo di lavoro è un gruppo formato da persone, le persone sono totalmente imprevedibili. I problemi classici li possiamo incontrare in qualsiasi ambito lavorativo, il collega un po' più antipatico, il collega un po' più prepotente sono i casi, come dire, condivisibili in qualsiasi ambito professionale. Dopodiché molto sta nel tipo di gruppo che si viene a costruire. Ci sono situazioni e situazioni, i problemi non dipendono soltanto dalle persone, ma anche dall'ambiente in cui si va a lavorare. Possono esserci dei reparti ad alto impatto di esposizione emotiva, e penso ad un hospice pediatrico dove purtroppo i bambini muoiono tutti i giorni, che comportano dei problemi di lavoro che sono assolutamente diversi rispetto a un ambito di lavorativo che può essere la ginecologia e l'ostetricia, dove i bambini nascono tutti i giorni. Ci sono due modi relazionali totalmente diversi da approcciare e il gruppo viene costruito in maniera totalmente diversa. A volte i problemi sono specifici di quel gruppo lì, in un altro reparto problemi totalmente diversi. Quindi ogni volta si ricomincia da capo. Quello che noi facciamo a monte è quello di darvi le basi per far sì che il gruppo venga immediatamente individuato e che tutti siano capaci di leggerlo in modo più chiaro possibile. E poi soprattutto quello che noi andiamo a fare, cerchiamo di darvi tutte le possibili, come dire, lenti di ingrandimento, filtri interpretativi, per vedere il problema come cresce, a volte anche per anticiparlo il tipo di problema, e dopo ci sono delle situazioni che francamente non sono minimamente prevedibili. I problemi a livello lavorativo ce li abbiamo in qualsiasi gruppo, in qualsiasi ambito lavorativo, indipendentemente dal fatto che stiamo svolgendo il nostro lavoro da OS o il nostro lavoro da Presidente del Consiglio, in questo momento anche lui dei grossi problemi lavorativamente parlando, oppure che ne so, anche un insegnante di scuola superiore in questo momento ha dei problemi di lavoro che non erano minimamente stati preventivati. La capacità di problem solving è proprio quella, la capacità di adattarsi ad una situazione totalmente imprevedibile. E noi cerchiamo in tutti i modi di sviluppare la creatività perché possa in qualche modo, come dire, che possa servire da superare il momento critico. Grazie a tutti, vi auguro una buona continuazione di giornata e chi fosse interessato rimanga in contatto con ENAIP. Grazie, arrivederci.